Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai ad ascoltare Dante in lingua veneta. Detta così suona male, allora lasciamo che siano le parole di Alessandro Mocellin, esperto linguista, a farci entrare nel mondo di un Dante insolitamente nostrano. A mezza strada da vita umana mi son trovato dentro una selva scura che persa mi aveva la tramontana. Nell'anno del 700° anniversario della morte di Dante e dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia, quale migliore occasione per i ragazzi delle scuole medie di Rosà che riunirsi all'aperto per ascoltare la Divina Commedia in lingua veneta. Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Rosà ha voluto partecipare all'iniziativa Il Veneto che legge, edizione 2021, e è attenta e promotrice sempre alla cultura e alla divulgazione della lettura per i ragazzi. Anche quest'anno, ripeto, abbiamo aderito come amministrazione a questo importante progetto regionale e abbiamo coinvolto in primis le scuole e hanno aderito con grande entusiasmo, grazie anche ai docenti. Al Saiocci e le greste a ponte in tondo dai raggi d'oro, go visto illuminae dea lanterna che facciaro al mondo. Noi facciamo un piccolo viaggio sul rapporto tra Dante e il Veneto, perché Dante cita il Veneto nella Divina Commedia, Dante ci parla anche degli aspetti linguistici del Veneto nel De Vulgare Eloquentia, e quindi è una figura eccezionale, un'occasione perfetta per avvicinare i ragazzi a Dante e anche alla cultura veneta attraverso la nostra lingua, che può fare anche alta letteratura. Le grandi traduzioni a volte sono difficili, invece nel caso Veneto è molto riuscita, e tra l'altro è l'occasione per riscoprire quanto il Veneto sia stato il centro, uno dei centri propulsori di quella che noi definiamo la cultura italiana, ma è talmente grande, come è Dante stesso anche, che è cultura europea e mondiale. Da molto tempo